Villa Carrari si trova a Bovolenta, in provincia di Padova, a circa mezzo chilometro dal centro del paese, sulla strada per Ponte Longo, ora denominata via Argine Sinistro, lungo il Bacchiglione, all'incrocio con via San Francesco. È una costruzione alta e squadrata, dotata di molte adiacenze ed annessi rustici, che potrebbe risalire, osservando la sua configurazione con il cornicione a dentelli, alla seconda metà del XVI secolo, quando forse fu edificata da un ramo della famiglia veneziana dei Foscarini, che possedevano a Bovolenta tutti i terreni a sud del Bacchiglione. Divenne proprietà di Domenico Carrari probabilmente verso la fine del XVIII secolo. In questo periodo Domenico Carrari fondò a Bovolenta una manifattura tessile incentrata sulla produzione di stoffe di lino. Queste venivano esportate con successo nei vari stati italiani ed anche in Francia. Domenico Carrari fu anche promotore e socio fondatore dell'Accademia di Lettere e Scienze dei Concordi di Bovolenta nel 1782. Andrea Gloria, né Il territorio padovano illustrato del 1862, riporta che nella villa pernottarono illustri personaggi come il vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, il 6 ottobre 1683 e il 25 giugno 1695. Ora la villa, nel lato a tramontana, risulta infossata rispetto al piano stradale che scorre lungo l'argine del Bacchiglione, creato dopo la disastrosa alluvione del 1882. In precedenza la villa e le sue numerose adiacenze, visibili lungo il primo tratto di via San Francesco, avevano un accesso diretto verso il fiume che facilitava il trasporto di prodotti e persone per via fluviale. Non a caso, sempre su questo lato, l'edificio al piano terra mostra ancora una porta centrale d'entrata ad arco, sovrastata al piano superiore da un'altra porta con poggiolo, soluzione che viene riproposta parimenti anche per la facciata a mezzogiorno. L'impianto della villa è quello tradizionale veneto, salone centrale al piano terra e al primo piano con stanze laterali simmetriche, soffitta con balconcini quadrangolari. Sulla facciata a lato della porta centrale sletano due alti camini sporgenti e sul tetto si apre un abbaino. Nel catasto austriaco del 1853 la villa con le adiacenze risultava proprietà di Marco, figlio di Domenico Carrari, ma nel XX secolo la struttura venne suddivisa tra vari possessori.